Buonasera cari Buonasera. amici, eccoci qui ancora con la mia dolce metà e il tre quarti, il Una volta 45. eravamo mezzo e tre quarti. Però sono, Un però quarto, vabbè, tre quarti. Adesso siamo metà. siamo metà, diciamo così. Bene, siamo contenti di essere qui con voi. Voi sapete cosa dovete fare se volete una risposta gratuita: nome, data di nascita, una domanda che sia ricca di contenuti, Ma non è che mi vai in iperventilazione con questa e FFP2. io sapete che seguo le Ok. mode, no? Io ho fatto 4 vaccini, addirittura giù in Israele sono già pronti nella pista d'atterraggio a farmi la quinta o la sesta Appena dose. arrivi. Appena arrivo io, Neanche un pam! piede. Sì, neanche già a Roma mi stanno spedendo per andare giù in Israele. Là hanno già la quinta, la Il sesta, prossimo giro Lourdes e e poi il basta. prossimo giro loro Medjugorje, insomma tu Meggiugorje. Medjugorje, come si chiama. Bene cari amici, noi siamo qui per voi, a parte le battute, grazie di essere qui anche voi per noi, no? Che ci seguite. Se volete fare una domanda per le nostre sibille, vi raccomando, nome, data di nascita. Mentre stiamo aspettando le persone che ci seguono, noi continuiamo col solito pippone della Hilde. Hilde, parti con... Bene, intanto ricordo che se riuscite a condensare la domanda in un unico commento, ricordandovi appunto proprio in funzione delle risposte e dell'accuratezza della risposta, di articolare la domanda. Quindi più dettagli fornite nella vostra domanda e più chiaramente anche la risposta risulterà pertinente. Vi faccio un esempio molto veloce, questo serve comunque a voi per capire e orientarvi. Dovete mettere, per esempio, mi chiamo Michela, sono nata il 15 settembre del 84, magari ne becco una così, sto per cambiare lavoro, ma attualmente Tizio Caio, Giovanni, che mi ha fatto la proposta, non so che intenzioni ha veramente. Quindi vediamo a questo punto con 2 scie energetiche ben accurate, è una domanda specifica, Sì. una risposta che sicuramente diventa più interessante. Esatto. Quindi, vi ho fatto un esempio, ma la stessa cosa vale per le questioni sentimentali, per il rapporto fra fratello e sorella, cioè per tutti quelli che sono le circostanze dove è coinvolta anche un'altra persona, è necessario che forniate anche una scia energetica quanto più vicina al reale, omettendo chiaramente per questioni di privacy magari il cognome, ci basta il nome e la data di nascita. Esatto, sì. Però non venite con iniziali, lettere puntate e segni zodiacali, perché non ce ne facciamo nulla, diventa una cosa da baracconate e non è quello che ci interessa. Buonasera Donato. Buonasera Donato, grazie di essere qui con noi. Esatto, grazie, fa sempre piacere che scegliate di trascorrere un po' del vostro tempo in nostra compagnia. Quindi torniamo al pippone. Come vedete il Marietto ha messo in sovraimpressione un'immagine. Quell'immagine è né più né meno la home page del sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è nato grazie all'iniziativa del Marietto veneziano nel 2015, quindi ci avviciniamo quasi alla prima decina. Il sito nasce con l'intento preciso di divulgare gratuitamente la radionica, essendo fino ad allora appannaggio veramente di pochi, ben danarosi, perché era difficile trovare quel tipo di risorse in modo gratuito. In modo gratuito era impossibile, era già difficile trovarle a pagamento, figuriamoci. Quindi dal 2015, insomma, il Marietto ha cominciato a disegnare, ricostruire e a creare proprio i circuiti radionici e a metterli a disposizione proprio su questo sito. Quindi se non sapete cosa sono i circuiti radionici, allora non mancate di cercare nei nostri canali YouTube, quindi sia nel canale YouTube che cercate col nome Marietto Veneziano, sia col canale YouTube che cercate col nome Hildegarda, i nostri video raccolti nelle playlist. Quindi le playlist sono organizzate per argomenti, quindi oltre a argomenti di radionica troverete radiestesia, troverete ermetismo, troverete piccoli rituali, troverete veramente una miniera di
preziose informazioni che potrete applicare fin da subito per migliorare la vostra vita. Se non ce la fate da soli, ovviamente siamo a disposizione per consulti professionali. Vi ricordo, un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di circa 30-35 minuti, da organizzare previo appuntamento. Quindi contattateci ai nostri numeri tramite Telegram o WhatsApp per prenotare il vostro consulto. Nel consulto, ovviamente, grazie al tempo a disposizione, avremo modo di approfondire tutte le domande che vi stanno a cuore, o quantomeno il maggior numero di domande che vi stanno a cuore, e se serve anche un modo, insomma, di sbloccare le situazioni. In prima battuta vi proporremo sicuramente l'attivazione di alcuni circuiti che sono, come abbiamo detto, gratuiti, ma successivamente ovviamente abbiamo anche altri servizi che sono sempre di natura professionale, tra cui la ritualistica, i protocolli di riequilibrio, quindi si può lavorare a livello energetico senza l'applicazione di leggi magiche, tramite la radiestesia attiva, quindi l'uso attivo del pendolo, quindi imprimendo e correggendo quelle che possono essere le frequenze delle situazioni e delle persone coinvolte nelle situazioni, ma anche ovviamente con i sigilli e con tutto quello che è l'armamentario che proviene dalla tradizione ermetico-cabalistica. Vi ricordo il ciondolo, che è il nostro cavallo di battaglia. Il nostro cavallo di battaglia, tra cui diciamo che è il nostro più battuto, no? Il nostro best buy, cioè quello che funziona, diciamo, a livello anche pratico, no? Perché esatto, perché si presta a una programmazione. Mi sembra quasi inutile continuare a dire ogni volta la stessa cosa, nel senso, ma è importante perché c'è tanta gente nuova che si segue, questo sì, vi rimandiamo sicuramente a tutte le dirette precedenti dove ho parlato abbondantemente di questo ciondolo. Quello che vi posso dire è che, oltre a appartenere a quello che a livello simbolico è quindi già l'efficacia dei simboli incisi sul ciondolo che provengono dalla tradizione cabalistica e quindi si prospettano e si prestano alla realizzazione di una condizione di vita di massimo equilibrio, massima espansione, e quindi quello che è il giusto flusso anche di positività nella nostra vita, è ulteriormente lavorato con le frequenze, quindi viene programmato tramite la radiestesia e la radionica affinché il circuito diventi uno scudo di protezione per il suo possessore. Ma questi sono i programmi, diciamo così, base con cui arriva il vostro ciondolo. Nel tempo, anche subito, è possibile applicare altre programmazioni al ciondolo. Quindi, ciao Cristina. Ciao Cristina, ciao, grazie di essere qui con noi. Quindi anche fin da subito è possibile aggiungere altri obiettivi o programmi al ciondolo. Se per esempio volete mantenere il peso forma, sicuramente siamo in grado di programmare il ciondolo affinché vi influenzi indirettamente con le frequenze per il mantenimento del peso forma. Se volete riuscire a studiare concentrandovi, mettiamo la frequenza che più è giusta per l'obiettivo che vi ponete. Faccio degli esempi per farvi capire il livello di applicazione, che è vario. C'è gente che ci ha chiesto di programmarlo magari per interrompere una brutta abitudine, oppure per diventare vegetariano, anche per riuscire ad adottare una dieta diversa, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che sono tantissimi, ma anche per attirare clienti, per quello che possono essere liberi professionisti, non solo, quindi occasioni positive, fortunate, la prosperità, eccetera. Allora, bene, detto questo... Ma poi io parlerei anche del, come si suol dire, dei sigilli. I sigilli, benissimo. Allora, chi lo possiede... Forse se lo possiede da un certo periodo e quindi da quando più o meno le forze del sigillo si sono integrate con la persona per cui è stato consacrato, potrà dire quello che ha visto grazie ai sigilli. I sigilli sembrano degli oggetti inanimati. In realtà, una volta tracciati, una volta consacrati, ma soprattutto precedentemente, dopo il rituale di evocazione delle forze preposte nella ritualistica e associate al sigillo,
il sigillo non è più un semplice pezzo di carta pergamena, diventa un vero e proprio spirito, un'entità vivente, una forma di vita. Quella forma di vita associata alla persona permetterà a quella persona di attingere dalla forza a cui si collega il sigillo. Quindi il sigillo non fa che canalizzare, e non è poco, delle forze delle intelligenze divine, che ovviamente in fase di studio viene individuato quello poi più appropriato per la persona. Quindi potreste farvi, diciamo così, guidare dal vostro intuito o dalla necessità, andando anche solo a cercare quello che le informazioni, insomma, che potreste trovare su Google, sui sigilli, e quindi decidere, che ne so, un terzo sigillo di Venere perché avete deciso di voler incontrare la persona più giusta per voi. Faccio un esempio. Così come pure potreste, proprio per lo scopo di incontrare la persona più giusta per voi, magari decidere di chiederci quale è la forza che veramente vi serve, perché magari l'avete già incontrata, non la sapete riconoscere, non avete il coraggio di farvi avanti, oppure tutta una serie di ostacoli, compreso invidie o altre situazioni. Quindi è chiaro che si lavora individuando qual è a livello astrologico, nel vostro tema e nella vostra data, l'aspetto che più è dissonante, che vi impedisce il raggiungimento degli obiettivi. Quindi compensando le forze che avete ricevuto al momento della nascita tramite la stampella, l'aggiunta di quelle forze da parte dei sigilli, dovreste essere già in grado di fare le cose da soli. Quindi diciamo che è importante capire con che modalità, quindi se è una modalità correttiva o semplicemente propiziatoria. Quindi sappiate che è possibile tramite appunto i sigilli veramente plasmare alcune cose a livello astrologico. Bene, aspetta che ho visto, infatti, grazie per il mio sigillo. Perfetto, Cristina. Vedremo nel tempo. Puoi parlare anche dei sigilli di Mosè, perché molti mi chiedono, mi telefonano, sono incuriositi. Dimmi un po' che cosa sono questi sigilli di Mosè. Appartengono ovviamente sempre alla tradizione ermetica, ermetico-cabalistica, quindi si rivolgono alle stesse forze a cui sono indirizzati appunto i sigilli salomonici, ma c'è una grande differenza. Prima di tutto i sigilli di Mosè, come si dice già il sigillo di Mosè, fa benissimo, sono contenta, Cristina. Allora, i sigilli di Mosè si rivolgono, così come quelli salomonici, alle intelligenze divine. La differenza fra i due è la complessità sia della ritualistica, perché quella di Salomone è di un tipo, la ritualistica per la preparazione dei sigilli di Mosè è diversa, ma a parte questa differenza proprio operativa, la differenza è che il sigillo di Mosè si rivolge a tutto il livello di coscienza a cui appartengono quelle che poi sono individualmente o separatamente le intelligenze intercettate dai sigilli di Salomone. Facciamo un esempio più pratico, perché altrimenti diventa poi difficile. Visto che ho menzionato il terzo sigillo di Venere, bene, il terzo sigillo di Venere ovviamente trova coinvolte alcune intelligenze divine della sfera planetaria Venere, preposte proprio all'individuazione della persona più giusta, ma anche alla maturità e allo sviluppo di quelle che sono le nostre qualità per l'autoaccettazione, e quindi di conseguenza per riuscire ad amare e a mantenere proprio anche lo stesso sentimento nei confronti della persona appunto più adatta a noi. Quindi diciamo che hanno questo scopo, ma il terzo sigillo di Venere si prepone solo a quella situazione, quindi farà tutto quello che occorre nell'arco del tempo per realizzare quell'obiettivo. Il sigillo di Mosè di Venere, e qui casca il sigillo. A differenza del sigillo, come abbiamo finora descritto, di Mosè, intercetta tutto il piano di esistenza dove tutte le intelligenze di Venere coesistono, quindi è in grado di mettere in relazione il possessore del sigillo a un'intera sfera planetaria. Bene, quindi abbiamo coperto anche questa fascia. E noi cosa facciamo anche, Hilde?
per i nostri committenti, facciamo anche ritualistica. Anche ritualistica, sì, per spingere, per dare una mano, per portare una stampella anche. Esatto, per sbloccare, per diciamo migliorare o propiziare certe situazioni. Quindi Esatto. in base alla situazione che ci sottoporrete valuteremo un piano strategico per Vi ricordiamo intervenire. però che al di là della New Age, di questa cosa qui, ci vuole il suo tempo, ci vogliono 9 mesi per qualsiasi tipo di piano strategico, giusto Ilde? 9 mesi in teoria sarebbero 9 mesi di lavoro, questo andrebbe detto, perché si ottenga un completo compimento di tutto quello che è il magnetismo e perché resti più permanente possibile. Esatto. Il lavoro è lungo, è un po' come a livello simbolico una gravidanza, una gestazione. La mamma, dopo ovviamente dopo l'atto, insomma, che ha generato, diciamo, questa vita, esatto, in realtà la accudisce e la coltiva per 9 mesi. Quindi, fatto il primo, diciamo così, poi per 9 mesi la mamma nutre. Quindi, nutrendo, cosa fa? A livello simbolico accresce quella che sarà quella vita. Al momento del parto, quindi, quella vita deve ancora essere accudita. Quindi immaginate che 9, per quello che è la frequenza umana, è un numero archetipale di compimento e di ciclo. Quindi il compimento dell'opera va fatto in 9 mesi di lavoro, per essere sicuri, ok? Ma siccome 9 mesi di lavoro non sono poca spesa, sono un investimento importante, noi spesso controlliamo qual è il minimo perché la cosa diciamo, cominci a muoversi, perché proprio per permettere a tutti di fare qualcosa comunque nella propria vita o di sbloccare, quindi di non lasciare nulla di intentato. Ovviamente però ci vuole pazienza. Certo. Allora, noi abbiamo una domanda qui di Erika Callegaro, però vedi, lui. È strutturata male. Erika, allora, magari l'Erika è nuova, non si è collegata vede. prima, sì. Allora, Erika, se vuoi fare la domanda, devi proprio scriverla bene, devi scrivere il nome, non il cognome, ma la data di nascita e poi fare la domandina giusta. Ad esempio, qui ne abbiamo una di questa signora che si chiama Maddalena, che ci dice che un giorno farà un consulto, no? D'amore, no? E vuole sapere sul lavoro, un part-time, arriverà qualcosa di remunerativo. Maddalena del 78. Quindi la Maddalena più o meno ha fatto una bella domanda, ma tutti gli altri che scrivono, ad esempio, a casaccio, o non ci seguono o forse Brai? Non lo so. No. Dovete mettere il nome, la data di nascita e non distaccati. Deve essere tutta fatta bene. Cercate di fare un unico commento. Come la Maddalena, ad esempio, la Maddalena è stata precisa per questo che gli rispondiamo. Allora, e non perché farà un consulto con noi, ma proprio perché ha fatto una domanda con tutti i crismi. Quindi Erika, se vuoi una risposta, ma molto ovviamente non sarà per questa sera, per il semplice fatto che stiamo già superando la Andiamo allora a rispondere alla Maddalena se avrà aspetta un attimino. Vediamo, togliamo la nostra mascherina. E togliamo, perfetto. No, intendevo dire la mascherina della faccia. La FFP2. La FFP2. Prima che stasera già lasciamo perdere, ci manca uno svenimento. Stasera le ho avute tutte, smonto tavoli, potevo venire zoppo. Ma anche zoppo è venuto a fare la diretta. Esatto, guarda, dall'ufficio fino a qua. Vediamo per la nostra Maggi. Beh, c'è un ritorno e c'è una guarigione, scusa ma giusto? Dici che più o meno così? Sì, diciamo che questo taglio già annuncia un miglioramento, un risanamento, quindi quale che sia la tua visione, la tua occasione sembra che il taglio ci dia coraggio. Beh, non sono fortunato però. E adesso però tutto bene dopo? Sì. Ma guarda, tu come la vedi? Ma allora, si vede questo, si vede che c'è stata sicuramente un'opportunità
nel passato, qualche occasione che richiedeva comunque attenta riflessione, ma anche eventualmente una pianificazione. E qui si vede in gioco per la Maddalena anche una ragazza più giovane, ora che questa possa essere una sorella, che possa essere un'amica, comunque qualcuno con cui probabilmente si doveva sviluppare un qualcosa. Diciamo anche che aveva comunque delle caratteristiche, non tanto questo qualcuno, ma la situazione del passato, sicuramente di entusiasmo, ma anche di instabilità, di volubilità. Oggi non sembra molto contenta dalla linea che c'è nel presente di come il suo lavoro prosegua, quindi quello che c'è già in questo sull'amore? No, 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 vorrei sapere sul lavoro, ho un part-time. Ecco, la condizione probabilmente di questa situazione lavorativa che perdura non è quella ideale. Anche Quindi perché mi sembra che c'è detto tutto contro di tutto, insomma le solite... C'è probabilmente qualche situazione un po' poco chiara, qualche situazione che procura apprensione e quindi da una parte anche il tipo proprio di lavoro, sembra una mansione magari al di sotto del tuo potenziale ed è possibile, insomma io non so se questo lavoro viene condiviso anche con qualcun altro, perché compare un domestico che a volte è un collega, qualcuno un po' giovane così, e quindi diciamo che c'è un po' di contrarietà nell'aria. Sì, quindi... Magdi, se puoi dire anche che tipo di lavoro fai, in che ramo sei, perché riusciamo a inquadrare meglio la situazione, possiamo essere più precisi. Comunque, beh, dopo nel gli esposiamo anche la Erika, magari. sì. Nel prossimo Erika, periodo... stai in linea che ti rispondiamo perché hai fatto la domanda giusta. Brava, la dobbiamo Erika, premiare. sì. Allora, nel prossimo periodo comunque si concretizzano forse delle situazioni, vedi c'è la carta della casa, quindi c'è un periodo di stabilità e la possibilità anche di immaginare qualcosa in più. Quindi se dovesse capitare qualche occasione è possibile che tu ti veda alle prese con qualche progetto, qualche fantasia, qualche desiderio in più, però ancora c'è qualche ostacolo, quindi bisogna avere pazienza. C'è tra l'altro questo ostacolo che sembra scoraggiare un po'. Qualcosa, no, insomma? Assistente di studio medico Otorino. Ecco, Okay. esatto, mettiamolo anche per se un giorno dovrà, ecco, bene. Ok, quindi diciamo che c'è qualche situazione, ma va valutata un po' con attenzione. Attenzione, cara, attenzione, Un po' perché di quando esce questa diffidenza. sibilla qua non è Qualche ostacolino non è da sottostimare, non è pericolosa, ma in qualche modo comunque c'è da avere attenzione, da verificare bene. È vero, poi nascerà un'alternativa, ma va a bloccarsi, vedi, anche c'è quella. purtroppo questa sibilla qua che bloccherà. Cioè, quindi diciamo così, adesso dove sei in quel posto lì effettivamente non si fanno salti di gioia perché c'è un po' e ti vedo un po' triste. Nel futuro potrebbe nascere qualcosa, però c'è un freno tirato a mano, attenzione, lì stai molto attenta, però il finale com'è? Scusate che fra un po' l'ingegnere. Allora, il finale dice così, comunque c'è una persona, potrebbe essere un titolare, un datore di lavoro, una persona comunque molto ben apprezzata, riconosciuta nell'ambito, comunque una persona che ti avrà a cuore, ma quindi secondo me l'idea è che prosegua un pochettino il discorso, quindi questa alternativa che va a bloccarsi probabilmente si blocca a causa di un'interferenza, quindi c'è probabilmente una persona che ambirà al tuo stesso posto, al lavoro, oppure che in qualche modo... Io la vedo un po' innamorata di quello che faceva da prima, capisci? Cioè, lei sicuramente è stata in un buon posto e vorrebbe tornare lì. Direi che qualche possibilità c'è, però le sibille non riescono ad arrivare troppo in dettaglio, anche perché non ti conosciamo, è la prima volta che magari ti sentiamo. E quindi direi che un 50-50? C'è probabilmente un'interferenza nel momento in cui ti verrà fatta un'altra proposta, quindi bisogna capire un po' chi è questa rivale che in qualche modo... Che pericolosissima è una viperozzola. Io sono specialista in viperozzole. Allora, vediamo un po'. Va bene, adesso Erika la dobbiamo premiare perché
ha risposto in esatto, modo cioè ha scritto una corretto. domanda. Guarda, Bene. vediamo qua. Vorrei sapere, Davide, 18 novembre 91, con mio ex che è tornato, cosa ha intenzione di fare con me, Erika, 4 giugno 88. 88. Bene, io purtroppo devo lasciarvi, vi lascio in buone mani, mi raccomando, Va bene. trattatela bene. Allora guardo io, Erika e Davide, vediamo Davide le intenzioni nei confronti di Erika. Che intenzioni ha veramente Davide con questo ritorno? Ma deve aver avuto un po' di nostalgia, perché mi è caduta la carta. Allora, le giro, mi sono dimenticata di girarle a favore di camera, quindi è un po' provato lui, quindi probabilmente gli è crollata un po' la terra da sotto i piedi, vediamo un po'. Allora, la linea del passato, diciamo che tra l'altro non conoscendo la situazione fra voi due, parto a descriverti un po' il racconto delle Sibille. Quindi è possibile che lui avesse delle ambizioni, magari sue personali, che ha messo davanti al rapporto. Quindi in passato è possibile che fosse molto preso da quelli che sono i suoi obiettivi, o che lo sono stati almeno fino a quel momento, ma qualche situazione, in ogni caso, che è sfuggita un po' dal suo controllo, ha causato un cambiamento di rotta che ovviamente lui non desiderava, e quindi lo vedo sofferente. Ora, se questo si traduca in ciò che è avvenuto magari a lui nella sua vita privata, professionale, potrebbe aver in qualche modo influenzato anche la sua condotta nel rapporto con te. Quindi probabilmente nel passato ha sentito di doversi misurare con altre avventure, quindi diciamo che no, è andata storta però, quindi ovviamente si è trovato di fronte a un epilogo che lo ha lasciato molto nella sofferenza. Ora, al presente, si vede come se lui sia pentito, la carta del vedovo, una carta di pentimento, di rimpianti, quindi come se lui avesse compreso di aver sbagliato a fare delle scelte, che probabilmente nel suo errore sia coinvolta o sia in qualche modo intrufolata o abbia interferito qualcuna. Allora, io non so se tutto questo è dato da una madre un po' invadente o se un'altra persona abbia invaso il campo. Di fatto però sembra che lui abbia realizzato la gravità della cosa, quindi soffre, c'è un rimpianto. Qua vediamo una sofferenza, poi vediamo il vedovo, quindi probabilmente è mosso anche da queste comprensioni. Quindi secondo me il suo obiettivo adesso è di cambiare completamente rotta, e da qui in poi secondo me è anche intenzionato a un ritorno molto più serio. Guarda, compaiono carte dove c'è un sincero interesse a rimediare, e non ti nascondo anche che sembra proporti qualcosa di molto più ufficiale in futuro. Quindi secondo me torna con l'intenzione di fare le cose serie questa volta, perché ha tutta la volontà di risanare il vostro rapporto, di mettere a posto il sentimento, quindi la relazione tra voi due. Io non vedo cattive intenzioni, probabilmente si è pentito di quello che ha combinato, magari si è fatto affascinare in passato da qualche altra persona, si è reso conto dell'errore madornale che ha fatto, magari questa persona aveva a che fare col posto lavorativo, quindi il motivo per cui magari è comparsa quella carta là. Non so la sua motivazione precisa, perché non ci conosciamo e non mi hai mai raccontato nulla, ma so che lui soffre e che ha capito delle cose, e la sua intenzione sembra proprio quella di fare le cose serie questa volta. Ok,
Allora, scusate, ho messo la mano davanti alla cam, non me ne sono accorta perché non è il mio computer. Sì, nuove esperienze, poi si sarà reso conto che non è tutto oro quello che luccica. Bene, allora ragazzi, visto che sono rimasta da sola, rispondo ancora a una domandina, vediamo un po'. Mercedes, però Mercedes mi serve il tuo nome, io non credo, cioè a meno che tu non ti chiami proprio Mercedes, come faccio a risponderti? La mia situazione lavorativa, io non so se quello è un nome così, un nickname, o se è proprio il tuo nome di battesimo. Mi raccomando, quando fate le domande, il vostro nome, proprio nome, non il diminutivo o come vi chiamano i nonni, il nome, data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, quindi scrivete l'argomento, scrivete le persone coinvolte, cosa vi sta succedendo, ovviamente nello spazio che avete a disposizione di un commento, per favore tutto in un commento, perché sennò mi tocca andare a ricostruire il tema saltando tra i commenti qua e là, quindi siate comprensivi, qua compaiono un sacco di commenti, bisogna riuscire poi a ricostruire come un puzzle, quindi mi raccomando siate precisi. E se la domanda riguarda un'altra persona, ovviamente mettete anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Spero che sia tutto chiaro. Allora, visto che fra i commenti c'è per esempio ecco, Mercedes si chiama Maria Rita, perfetto, Maria Rita. Allora, Maria Rita del 2 gennaio del 76 vuole sapere scusate, la sua situazione economica lavorativa, sta frequentando un corso massaggio, avrà uno sviluppo in questo settore, vediamo un po'. Quindi vediamo gli sviluppi a partire da questo corso che stai facendo, perché immagino che se lo fai speri appunto di aprirti una strada in quella direzione. Vediamo un po'. Maria Rita. Allora, la volontà non manca, la voglia di fare, l'intraprendenza, ma soprattutto la disponibilità. Quindi secondo me, con una bella carta come l'Imeneo vicino, non sei lontana dai tuoi obiettivi. Vediamo un po'. Allora, cara, partiamo dalla prima riga, dove qua si vedono andare un po' storte le cose, quindi sicuramente hai passato periodi di difficoltà. Sai, quando c'è la carta della disgrazia, possono essere capitate un sacco di cose, da un licenziamento, un grosso problema, un rovescio finanziario, comunque delle situazioni che veramente ti hanno messo di fronte a una grande, grande incertezza e insicurezza. Quindi diciamo che quasi sicuramente può esserci stato anche qualche colpo basso che puoi aver ricevuto. Diciamo che, non è, partiamo da una situazione che è stata veramente difficile per te. Oggi, vedi, la carta della matrice ci dà l'idea di un qualcosa a cui sei appassionata, ma neanche da adesso. Probabilmente è già un qualcosa che in qualche modo ti piaceva fare, quindi probabilmente qualcosa che già accarezzavi di fare in passato. Però attenzione, ladro. Allora, quando compare il ladro, ragazzi, ragazze e cari amici che seguite il canale, c'è sempre un intruso, qualcuno che vorrà approfittarsi di una nostra distrazione, di una nostra debolezza, o qualcuno che in qualche modo cerca di cambiare un po' le carte in tavola. Quindi qualche situazione un po' così che può portare distrazione nei nostri obiettivi o veramente qualche piccolo problema. E in questo caso sembra che a portarti qualche problema, Maria Rita, sia un uomo, potrebbe essere anche l'uomo ufficiale che hai accanto, il marito o chi che sia, che ti sta vicino in questo momento. Anche se
anche se mostra di apprezzare questa cosa, c'è da capire veramente che se quindi attenzione, perché magari anche l'insegnante, qualcuno con cui stai facendo il corso, bisogna capire un pochettino questo gran signore al presente nella tua vita chi possa essere. Quindi non conoscendo le persone con cui stai affrontando questo momento della tua vita, lo lascio intendere a te. Però c'è e sappi che un pochettino sta facendo qualcosa che non è chiaro. Allora, comunque, continuando per quello che ti riguarda, allora si aprono delle opportunità, perché comunque la linea del prossimo periodo intercetta delle situazioni, delle possibilità lavorative che ti metteranno un po' di fronte a una scelta. Quindi è possibile che questa scelta non sia facile e non sia del tutto alla portata, quindi bisogna capire che cosa ti verrà offerto o proposto, quindi che sviluppi ci sono, perché la cosa prosegue e sembra dare dei bei risvolti, però poi c'è dell'afflizione, quindi o effettivamente poi le opportunità che si presentano non sono magari veramente il massimo, oppure non sono come o quelle che speravi. Quindi diciamo che c'è un po' una disattesa delle aspettative e quindi bisogna fare attenzione che questo non sia collegato all'uomo del presente. Quindi se lui fa delle proposte o se ti dice, ti dà delle aspettative, io non mi organizzerei già fin da ora a cercarmi da sola delle altre cose, perché non vedo provenire da questa cosa un qualcosa di concreto che poi si finalizzi. Quindi nel prossimo periodo ti conviene guardarti molto intorno e cercare dove puoi, quindi non solo nell'attesa di questa persona, perché comunque gli sviluppi qua sembrano bloccarsi. Io ti mostro anche le carte sotto, vedi? Belvedere, quindi l'attesa di notizie, persone, risposte, la gelosia è già una crisi, quasi certamente un no, e la prigione è un blocco, quindi puoi immaginare che non arrivi subito qualcosa, ok? Quindi cosa viene dopo? Deliranti, vedovo, leggerezza, riunione. Ovviamente in un clima di confusione dove ci sono magari delle situazioni collegate a persone che dicono delle cose, poi se le rimangiano, cambiano le carte in tavola, che insomma ti confondono più che darti delle certezze, ti vedo rassegnata. E quindi secondo me tornerai indietro, non so a cosa, a fare qualcosa che probabilmente hai già fatto. Quindi gli sviluppi con questo proprio corso e solo questo io li vedo un po' affannosi e incerti. E forse è meglio se ti organizzi anche poi per altro, quindi o magari un altro corso altrove, oppure a cercare anche da sola, perché tante delle cose che ti verranno dette non verranno mantenute e quindi meglio un pochino corazzarsi, ok? Benissimo, allora vi ricordo che riceviamo in privato per consulti professionali 20 euro 30-35 minuti, vi aspettiamo, ovviamente durante il consulto avremo modo di guardare le situazioni da più prospettive, ovviamente di approfondire anche altri aspetti se vi stanno a cuore, suggerirvi magari dei piccoli interventi, ma anche qualche risorsa se inizialmente volete un piccolo aiuto, anche le risorse insomma dai nostri canali. Vi ringrazio tantissimo e vi ricordo che l'appuntamento ora è martedì alle 21:15. Vi abbraccio, alla prossima, buona serata, ciao!